Alessandro Zabeo non ce l'ha fatta, ha perso la vita lavorando qui al porto. Per questo oggi, a partire dalle 5:30, lavoratori e sindacati si sono radunati qui davanti a centinaia in segno di solidarietà nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, ma soprattutto per lanciare un forte messaggio: non si può morire sul posto di lavoro. La morte di Alessandro a 34 anni, caduto da 3 metri d'altezza mentre lavorava tra i container al terminal Vecon di Porto Marghera, ha portato a bloccare l'attività del porto. È impensabile, è devastante pensare che si va a lavorare e che non si rientra a casa. È devastante pensare che non si riescano ad impedire questi grandi drammi sul lavoro. A noi va la piena solidarietà innanzitutto a tutta la famiglia che ha subito questo gravissimo lutto. Un lutto che arriva a distanza di 14 anni dall'ultimo incidente mortale al porto di Venezia. È sicuramente un record. Noi siamo riusciti comunque attraverso l'organizzazione del SOI, questo sistema integrato di soggetti che valutano e verificano la sicurezza in tutto il sedime portuale, non solo in una singola azienda, vuol dire che comunque questo meccanismo, questa buona pratica ha funzionato, perché purtroppo il triste primato della portualità è quella di avere frequentemente incidenti mortali, perché è comunque un lavoro rischioso, è comunque un lavoro pericoloso. Allora però è successo ieri e quindi da qui dobbiamo ripartire. Durante il presidio è arrivato anche il presidente del porto Di Blasio per incontrare i lavoratori. Al momento della caduta sembra che Alessandro fosse da solo a operare, un aspetto su cui i sindacati vogliono accendere i riflettori, quello dell'affiancamento delle figure più esperte. Non basta avere un certificato, non basta avere fatto i corsi, bisogna che in una difficoltà e in una complessità di questo lavoro i portuali dicono che bisogna rubare il mestiere con l'occhio, serve tempo e serve affiancamento e questo in realtà non solo nei portuali, tantissimi altri mestieri è la cosa che si è più trascurata.